la tematica IRAP in regione, quel 3,9% di IRAP avrà un costo e quindi anche su questo faremo un ragionamento con la Regione del Veneto e faremo un ragionamento nazionale con lo Stato perché c'è bisogno ovviamente di robustire i contributi. I nidi e le scuole dell'infanzia FISM hanno riaperto le porte ai bimbi per un nuovo anno scolastico che deve fare i conti con problemi vecchi e nodi più recenti. Vedi la misura allo studio della Regione Veneto di ritoccare l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, un aumento che potrebbe avere ricadute anche sugli istituti paritari. Una struttura, diciamo, a 3 sezioni, con un certo numero di personale son circa 2.500-3.000 € in più l'anno, ecco. E ovviamente, se abbiamo detto che una retta media mensile è 180-200 €, se fosse 200 € per 10 mesi son 2.000 €. È ovvio che l'IRAP, significa sulle strutture, diciamo, medie, a 3 sezioni e così via, significa una retta, se non 2 rette in più che dovremmo bambini in più, rette in più che dovremmo avere. Bimbi in più che al momento però sembrano mancare alla luce di una crescente denatalità che in Veneto registra una media annua del 4,5% e che ha inevitabili ricadute anche sugli iscritti a nidi e materne della FISM. 2.700 bambini in meno, le scuole che hanno chiuso e che quindi non hanno riaperto e non riapriranno quest'anno sono circa 15. Purtroppo la media è 12-15 scuole l'anno. Analizzando la situazione a livello territoriale, quest'anno tra scuole primarie e dell'infanzia la provincia di Padova conta 5 istituti in meno rispetto a 12 mesi fa, 4 nel Vicentino, 3 nel Bellunese e 1 in provincia di Venezia e Rovigo. Nel biennio 2009-2010 le scuole paritarie erano 1350, oggi se ne contano circa 1000. A pesare in queste chiusure non tanto la denatalità, ma la difficoltà a far quadrare i bilanci. 3 strutture su 4 chiudono, per motivi economici, non perché manchino i bambini. Vanno a chiusura perché non ce la fanno sul piano economico finanziario.